Rieccoci, primo sito a Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi potete andare sul nostro sito e scrivere tutto quello e richiedere tutto quello che volete. In redazione abbiamo Dennis che ovviamente controllerà, abbiamo la signora Bianca al telefono, credo di aver capito, se non ho capito male. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, signora Bianca? Angela. Angela, ho sbagliato, mi avete confuso. Buonasera. No, è colpa di Pipitone, mi ha detto la signora Bianca, sto scherzando. E signora Angela, buonasera, da dove chiama? Dalla provincia di Treviso. Prego signora Bianca, Angela. Va bene. Allora, intanto buonasera a tutti. Volevo dire, intanto al rappresentante del PD, quando ha detto che ci sono dimesse delle bravissime ministre, devo ricordare che la Bellanova voleva il TTIP e il CETA, cosa che noi abbiamo assolutamente negato, visti i problemi che comporta e ha comportato già precedentemente con altri stati e in altre nazioni. Il ricatto del recovery, mi riferisco a chi dice che perdiamo il recovery se andiamo a votare, è un ricatto dire questo alla popolazione, visto che l'avete già ingannata con il referendum, e mi rivolgo a tutti quanti perché durante le elezioni regionali nessuno ha fatto campagna referendaria, io li ho seguiti tutti, da destra a sinistra. E soprattutto quelli della sinistra che escono dalla porta e rientrano dalla finestra ormai da anni, dovrebbero anche smetterla perché siamo in una società malthusiana ormai e ci stanno portando alla stagflazione, ok? Se qualcuno sa cosa significa, quindi dovrebbero ricordare che Mortati e Calamandrei si rivolterebbero nella tomba quando parlano della nostra Carta Costituzionale. Bene. Avete 350 decreti attuativi ancora da fare lì in Parlamento e siete indietro. C'è ragione. L'unica cosa che ha ragione per quanto riguarda l'euro e l'Europa, l'euro lo sappiamo, è una moneta senza Stato, quindi ditemi voi dove vogliamo andare a parare. Quantomeno andiamo a votare, quantomeno date la possibilità di quel che resta di questo Parlamento che ne avete allora, è stata chiara, signora Angela, è stata molto chiara. È stata molto chiara, ne parleremo. Grazie, ovviamente io chiedo a tutti quelli che interverranno telefonicamente di essere più brevi perché abbiamo, mi diceva Dennis, molte telefonate e anche molti messaggi. Ne passiamo 4, Dennis, e poi ritorniamo al dibattito in studio. Vediamo i messaggi, se la regia riesce a mandarli in onda così andiamo anche a leggerli. Mi chiedo se fosse davvero necessario questo teatrino di Renzi, dimostra di non avere rispetto per tutte le persone che stanno soffrendo. Andiamo a leggerli tutti, poi li commenteremo. Vediamo il secondo. Buonasera a tutti, speriamo che si vada al voto, sarebbe ora che i cittadini scegliessero i governanti di questo Paese. Andiamo al terzo. Mi sembra assurdo che sia possibile andare a un funerale anche fuori comune, ma non andare a trovare i propri genitori. Non esiste il buon senso in questo governo, purtroppo. Leggiamo l'ultimo, ovviamente ognuno va da un argomento all'altro, però ovviamente correttamente noi li leggiamo tutti. Guardate che tutto il mondo è paese. In questo periodo si stanno dimettendo altri governi, per esempio anche quello olandese. Non siamo gli unici. Ovviamente questi sono i messaggi che sono passati. Cusumano, lei ha la maggioranza in questo momento, lei parla ovviamente come Movimento 5 Stelle, è chiaro, ha la maggioranza al governo, non vi sentite un po' responsabili di tutto questo casino che sta succedendo? Perché siete in maggioranza, avete moltissimi parlamentari, moltissimi senatori, perché il popolo ha deciso così. Non vi sentite un po' responsabili di questo marasma che sta accadendo, oppure è colpa solo di Renzi, è colpa del PD, è colpa di loro, è colpa di tutti tranne che di voi? Ma io credo che gli italiani dovrebbero analizzare questa situazione, guardare un attimo quello che è successo. Noi abbiamo presentato la nostra squadra di governo ancora prima delle elezioni nazionali, abbiamo preso il risultato che abbiamo preso
e ci siamo trovati nelle condizioni giustamente di andare dal Capo dello Stato e capire quindi quali potessero essere gli accordi. Da lì la Lega si è dimostrata il partito che è, quindi ha preso ad un certo punto per interessi anch'essi personali, ha mollato il governo e tuttora ci si sta chiedendo qual è il motivo. Voi dicevate sempre no a quanto dice Salvini, ma è su questo, ad ogni richiesta voi dicevate infatti, sempre no, non è che eravate propensi. Ma noi il fatto di dire no, il fatto di dire no non è veritiero, perché i progetti su cui abbiamo bloccato la Lega, quali sono? Obiettivamente abbiamo costituito anche il ministro all'autonomia, abbiamo dato tutto quello che aveva necessità giustamente nel suo programma la Lega e l'abbiamo portato a termine con loro. Ad un certo punto d'estate Salvini ha fatto questa mossa. Dopo un po' di tempo la vecchia politica, una parte della vecchia politica si è dimostrata oltremodo disonesta, come Renzi, che se n'è uscito. Quindi io dico il perno centrale di questo governo è il Movimento 5 Stelle, che è lo stesso movimento che ha portato il taglio dei parlamentari votato col referendum dei cittadini. I 209 miliardi di recovery fund che arriveranno è una cifra importante che questo governo ha portato a casa per gli italiani e bisogna studiare bene come spenderla. E non ci devono essere questi giochetti di palazzo che danno fastidio anche a me sinceramente, senza dimenticare lo spazzacorrotti e tutto il resto che abbiamo fatto. Saluto Daniele Trabucco, costituzionalista. Buonasera Trabucco, grazie di essere con noi. Cosa ne sembra Trabucco, così le faccio subito la domanda a bruciapelo, a livello politico, che qui si può far sì di cambiare le carte in tavola avendo anche pochissime percentuali di voto? Ovviamente la Costituzione lo prevede, sarebbe meglio cambiarla, cosa mi dice? Buonasera intanto direttore, a lei e ai suoi ospiti e agli amici che sono a casa. Che la Costituzione oggi sia sostanzialmente spaesata perché fotografa una realtà che è molto diversa rispetto al 48, questo mi sembra fuori discussione. Quindi ragionare su una modifica della nostra forma di governo varrebbe la pena. Però attenzione che pensare di cambiare il Paese con leggi e decreti si corre il rischio di non andare mai nella direzione voluta dal legislatore. Laddove si è cercato di riformare, di cambiare le persone, la testa delle persone, ce lo ricordiamo cosa è accaduto nella Francia rivoluzionaria del 1789, si è partito con buoni propositi e poi si è arrivati alla ghigliottina. Ora, non dico che questa sia ovviamente la situazione attuale, la mia è una provocazione. Sarebbe drammatico, insomma. Certo, però io credo che prima di riformare la Costituzione credo che sia necessario cambiare la testa delle persone, cioè creare una cultura politica costituzionale, creare un nuovo modo di intendere l'uomo, un nuovo modo di intendere l'economia, avere cioè una progettualità politica, perché senza una progettualità politica possiamo avere tutte le Costituzioni più belle del mondo, però alla fine, voglio dire, sono fatte da uomini. Ma la domanda, Trabucco, la domanda poi vado a fare, la domanda la pongo in maniera semplice. Ovviamente la Costituzione lo permette, ma sembra giusto che un partito, io ricordo ancora del Partito Socialista di Craxi quando aveva una bassissima percentuale di voti, decideva le sorti del governo perché era l'ago della bilancia, ecco, ci sia ancora la possibilità in Italia che un partito di pochissime percentuali di voti possa incidere in un governo e distruggerlo o crearlo questo governo stesso. Si dovrebbe cambiare la Costituzione, si dovrebbe cambiare qualcosa, o è la politica che vuole che sia così e i giochi vanno bene così? Sicuramente la dialettica parlamentare porta in questa direzione, però vedi direttore, io volevo porre l'attenzione sua e degli ospiti su questo aspetto. La Costituzione in realtà dice e non dice, nel senso che la nostra Costituzione regola solo una crisi di governo, quella parlamentare. Cioè quando una delle due Camere o entrambe le Camere approvano una mozione di sfiducia nei confronti dell'esecutivo. Le crisi di governo extraparlamentari che ci sono nella prassi, come quella successiva alle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, non sono normate nel testo fondamentale, però ovviamente fanno parte della prassi costituzionale. Però io vorrei ricordare che il Presidente della Repubblica, è vero che è un'ipotesi di scuola, i costituzionalisti la considerano un'ipotesi di scuola, però ha la facoltà, sottolineo il sostantivo, facoltà, non l'obbligo, di sciogliere anticipatamente le Camere, quindi prima della scadenza naturale della legislatura, che come sappiamo termina nel 2023, qualora ravvisi, proprio per evitare quello che lei diceva,
cioè una discrasia, una dicotomia tra rappresentanza politica e rappresentatività. Ora, il Parlamento che ha espresso questo governo, che esprimerà probabilmente un Conte-ter, un governo di scopo, un governo di solidarietà nazionale, è assolutamente legittimo sotto il profilo costituzionale. Il problema è, lo è anche sul piano della legittimazione? Perché la legittimità è un concetto giuridico, la legittimazione è un concetto politico. Certo, è stato allora, chiaro. quando io ho un partito di maggioranza relativa che comunque ha perso consensi, non per i sondaggi, ma sulla base dei dati elettorali, abbiamo avuto le regionali, abbiamo avuto le europee, laddove c'è stata una scissione all'interno del Partito Democratico che ha dato vita ai due gruppi parlamentari di Italia Viva. Ma davvero crediamo che ci sia una corrispondenza bionivoca tra rappresentanza e rappresentatività? Dal mio punto di vista no. Quindi c'è una profoda delegittimazione. Fermo lì, lo chiedo subito. Allora, prima di chiederlo agli ospiti, Ferrari, nella ricostruzione se ci sarà il terzo Conte, i sindacati sono stati contattati per sapere la propria idea oppure sono estranei a quello che potrà accadere nel governo futuro? No, i sindacati sono delle forze di rappresentanza sociale con un'autonomia rispetto alla politica e non possono e non devono incidere nelle dinamiche ho detto solo se sono stati, Ferrari, questo sono d'accordo, sono stati contattati, sono stati tramite i partiti che li sostengono, sono state fatte le richieste, se hanno avuto dei colloqui dell'attuale situazione, insomma, non che mettano becco nel governo, ma se hanno avuto un'interlocuzione, un contatto con le parti politiche di loro competenza. Le dirò di più, noi siamo stati convocati venerdì scorso e abbiamo aperto il percorso di coinvolgimento della società civile nella definizione del recovery plan a Palazzo Chigi con il presidente Conte, cosa che chiedevamo da settimane e da mesi. Siamo stati anche noi inchiodati da questa crisi che ha rallentato tutto, che ha sospeso tutto e ci auguriamo quanto prima che questo percorso di coinvolgimento, che non riguarda soltanto i sindacati, la CGIL, ma poi anche Confindustria, tutte le altre categorie economiche, possa dispiegarsi pienamente. Noi poniamo questo punto: serve un coinvolgimento e un confronto preventivo nella definizione di un progetto che deve disegnare il futuro del nostro Paese. Chiarissimo. E quindi pensiamo che questo sia il metodo giusto. Quanto, mi lasci dire solo una considerazione politica sulle elezioni che io non vedo e non spero, penso anche l'attuale Parlamento, guardo all'opinione pubblica, al di là dei sondaggi che mi sembra abbastanza chiara, ma con le Camere sciolte, chi affronta la pandemia, chi affronta la campagna di vaccinazione, chi tutela il lavoro e decide sui licenziamenti, chi programma gli investimenti e chi fa la battaglia anche in Europa per cambiare le regole rispetto a un patto di stabilità che è un retaggio del passato e che dobbiamo superare in prospettiva futura. Ma in tutto questo, Ferrari, la politica prende in considerazione la volontà del popolo. Se la volontà del popolo dice siamo stanchi di come ci stanno governando, sarebbe corretto andare al voto perché la maggioranza è contraria a questo comportamento del governo, anche se il Parlamento e la Costituzione lo prevede. Non viene preso in considerazione, Pipitone, questo? Scusa, ma se siamo una repubblica dei sondaggi va bene, se siamo una repubblica parlamentare ci si basa sulle forze che sono in Parlamento, composte e ricomposte. Penso che il dottore, professore costituzionalista è stato anche chiaro. Pipitone, le ho fatto questa domanda perché potrebbe essere, mi scusi, e poi la faccio terminare, le ho fatto questa domanda perché potrebbe essere sì, che ovviamente è un movimento popolare, visto la precarietà del lavoro, visto la crisi, visto che molte persone perdono il lavoro, visto che c'è il problema dei vaccini, c'è anche un movimento che potrebbe creare qualche piccolo problemino. Ecco, questo non viene preso in considerazione, augurandomi di no, ma le faccio questa domanda. Allora, se questo governo è in crisi, non è in crisi perché si è svegliato Renzi e Italia Viva, è in crisi perché purtroppo non ha fatto quello che a nostro avviso doveva e poteva fare, a cominciare quello che diceva il responsabile della CGIL adesso sono stati convocati a tempo scaduto
le parti sociali per discutere del recovery plan. Noi diciamo di fare questo da luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. Il Presidente Conte si è ben guardato, ha presentato una proposta di recovery plan che tanto per spiegarlo ai cittadini. Ferrari dice di no, può intervenire perché sennò diventa Ferrari, perché no? Lo dico molto semplicemente, noi dovevamo iniziare cercate il di essere anche confronto brevi così intervenite tutti. Ai primi di dicembre e grazie a Renzi siamo appesi tutti quanti. Direi che è ora di finirla e di iniziare a discutere di questa strategia il prima possibile. Mi dispiace, ma non sono d'accordo su questo perché innanzitutto sono stati fatti anche cosiddetti stati generali, cioè di ste roba qua non si sa più niente, ma noi abbiamo posto una questione, una questione molto chiara, che non è quella di mettere il paese nel caos. Noi abbiamo posto una questione, una questione seria in cui abbiamo detto e se Renzi ha ritirato i ministri, Televia ha ritirato i ministri, significa che questo era l'atto più estremo. Io capisco il direttore che l'aveva messo fatto il partitino, che fa casino eccetera. Renzi e Italia Viva non c'è niente da guadagnare su questo. Noi abbiamo posto una questione sulla questione del lavoro che interessa benissimo i sindacati, proprio su quella cosa diceva prima. Guarda che non c'è niente da guadagnare, posso avere qualche dubbio? Va bene, posso avere qualche dubbio. Certo, sulla questione. Le dirò di più, se fosse Pipitone che avesse fatto questa scelta le darei anche ragione. Nell'averla fatta Renzi ho qualche dubbio. Oggi forse ce l'ha anche lei Pipitone, forse ce l'ha anche lei. Io questa roba qua non c'entro niente, voglio dire, quindi nel senso prendo atto. In parte condivido, si potevano rimantenere le ministre e fare la battaglia dall'interno, ma se Renzi ha fatto sta scelta, Tel Aviv ha fatto questa scelta, significa che non c'erano altre strade per farsi sentire. Dopodiché oggi noi, dopo 15 giorni, il Presidente Conte, che ha un unico obiettivo, quello di rimanere al proprio posto, perché 15 giorni fa Renzi ha posto la questione, poteva tranquillamente convocare Renzi, il PD e tutti, e quindi discute quali erano le problematiche, invece sono andati a cercare la moglie di Mastella, il segretario Berlusconi. Non solo, oggi, chiudo direttore, scusami però, fai finire di personale, oggi dal Presidente della Repubblica e dalle dichiarazioni che abbiamo dal PD, che non capisco perché sia così schiacciato sul Movimento 5 Stelle. Sto PD, tutti che lo tirano per la giacchetta, ed è l'unico responsabile in questo momento. Il problema è fare il Conte Ter, nessuno dice cosa deve fare il nuovo governo. Guardi, e poi Pipitone, io lo voglio perché ci sono gli interlocutori. Guardi, Pipitone, lei ha fatto il ragionamento. Conte, Casalino, Casaleggio, Grillo. Guardi, Pipitone, ci sono. Voglio dire che interessa al Parlamento. Interessano altre robe. Qui ci sono gli interlocutori, ma lei non doveva fare il dottore, doveva fare l'avvocato perché è stato esemplare in questo suo ragionamento. È stato bravissimo. Direttore, direttore, chi c'è? Daniele Trabucco. Trabucco, perché non lo vedo inquadrato, chiedo scusa. Se fate interventi brevi, prego Daniele, prego. Una breve considerazione, ascoltavo con estremo interesse quello che affermava prima il segretario regionale veneto della CGIL, cioè sull'idea della preoccupazione davanti a un'emergenza sanitaria, una crisi che non ci voleva. Ecco, volevo solo aggiungere ovviamente un dato tecnico per lasciare poi spazio alla discussione politica e alla libertà di ciascuno. Il fatto che il governo sia un governo dimissionario e quindi un governo che è chiamato a svolgere quello che viene chiamato il cosiddetto disbrigo degli affari correnti, ecco, vorrei ricordare che il concetto di affari correnti non è un concetto definito, quindi tra gli affari correnti rientra anche la gestione dell'emergenza, rientrano anche quegli atti indefettibili, quindi il piano vaccinale e quindi anche la presentazione alla Commissione europea del piano di ripartenza e resilienza. Certo, lo fa un governo indebolito sotto il profilo politico, ma il concetto di ordinaria amministrazione è un concetto molto vago che non è definito né a livello costituzionale né a livello di fonti primarie e quindi il governo anche dimissionario potrebbe tranquillamente adottare tutti i provvedimenti del caso, improcrastinabili. Volevo fare questa precisazione, un'ultima cosa se me lo consenti. Ma io le do, Daniele Trabucco rimane collegato con noi perché il primo che deve lasciarci perché è un impegno sarà Ferrari, quindi rimane con noi, le do la parola, però vorrei un attimino anche sentire il pensiero e il parere degli altri. Enoco Soranzo ha alzato la mano molto tempo fa. Concludo il discorso. Sui 209 miliardi di euro, io vorrei ricordare che alcuni sono a titolo di prestito,
altri sono a titolo di sovvenzioni. Noi questi soldi però dobbiamo ancora vederli, Infatti. perché quel piano deve essere approvato dalla Commissione europea. Ma abbiamo modo di parlarne. Ero Sonalzo, poi Bisato, poi ho la pubblicità. Si siete brevi gentilmente. Cerco di essere veloce, anche io perché vi chiedo scusa atteso. a tutti se vi interrompo, devo dare i tempi e quindi sono anche maleducato con voi. Prego. Cerco di capire quando avete terminato il concetto. No, prego. ma molto semplicemente, perché sennò chi ci ascolta ha l'idea poco chiara. Allora, ringrazio il professor Trabucco perché riconosco a Ferrari, lo conosco da tanto tempo, persona squisita, un rappresentante sindacale costruttivo, responsabile anche della nostra regione, quindi, però bisogna dire la verità, il concetto di tenere insieme un qualcosa che non sta insieme da tempo, che è in ritardo su tutto, che nomina i commissari sulle grandi opere 3 giorni dopo che Renzi ci fa ritirare i ministri, che non vanno d'accordo su niente, né sul MES né sui punti che litigano da mesi, e che di fatto chi si chiede ai responsabili, cioè alle forze di opposizione, vedi Forza Italia d'Italia, vedi la Lega, votare 4-5 scostamenti di bilancio senza battere ciglio, dopo con i cappelli in mano più volte si è andato a dare la disponibilità di dare contributi, è passato un anno di pandemia, significa che questo governo, questo Parlamento non può stare insieme, perché non solo perché non rappresenta probabilmente l'intero Paese, ma per il fatto che non funziona. Continuare, dico a Ferrari, io capisco magari la logica, non c'è nessun rischio di perdere il recovery fund, l'Italia è la 7ª/8ª potenza economica, immaginate se i paesi europei si possono permettere con l'economia italiana di creare un cortocircuito anche alle loro economie solo perché deve attendere 4 mesi per approvare un documento di 209 miliardi, come diceva il professor prima, che non abbiamo ancora. Ma se hanno discusso fino all'altro giorno sul recovery fund, perché dovrebbero trovare l'accordo in poco tempo con una nuova maggioranza che non si capisce neanche da dove viene, se non neanche quella che avevano in corso funzionava? Quindi diciamo agli italiani, ecco perché noi diciamo che bisogna andare al voto, perché il Paese ha bisogno, se c'è la responsabilità vera, se c'è amore per questo Paese, di guardare la verità, e la verità vuol dire che qualcuno sta parlando di senatore, responsabili, costruttori, tutto fuori quello che è il problema della gente, quello che è il problema del Paese, che serve un governo, un Parlamento che sappia fare un'azione coraggiosa in Europa, che non ci calcolano mai più. Ne abbiamo avuto anche esperienze delle nostre aziende, anche in Regione Veneto. No, guardi, se vuole le racconto, in questa commissione proprio stasera abbiamo parlato di una crisi aziendale di una grande impresa che sta chiedendo una risposta all'Europa e non c'è nessuno che rappresenti in Europa una crisi aziendale al Mise. Questo è il tema di questa sera, di qualche ora fa, in 6ª commissione con l'assessore Donazzan, quindi è all'ordine del giorno. Quindi stiamo parlando di questo, quindi non è che andare al voto significa tenere in piedi un qualcosa, perché la verità, la ragione non è come. Viene convocata 15 giorni fa la CGIL, ma doveva essere convocata probabilmente a novembre, a ottobre, il recovery fund mica nasce 10 giorni fa, quindi mi scusi, si va dal voto significa che comunque qualsiasi idea di una nuova maggioranza, di una nuova compagine parlamentare non funzionerà neanche dopo, perché sono diversi già prima, sono stati diversi durante, hanno litigato per un anno e andranno avanti. Ricordiamo che siamo andati avanti a decreti legge, a DPCM. Ma il Presidente della Repubblica, violentando secondo lei, l'ordinamento, il Presidente della Repubblica riuscirà a capire che il nuovo governo se potrà andare avanti o non potrà andare avanti? Noi abbiamo grande fiducia nel Presidente della Repubblica e crediamo che ci sarà. Ferrari può rimanere con noi ancora, o so che alle 10 doveva lasciarci, alle 22. Può rimanere o no? Io purtroppo ho un impegno romano alle 10. Quindi la devo congedare, la ringrazio, va bene? Romano. Io ringrazio lei direttore, saluto tutti i suoi ospiti e soprattutto i suoi telespettatori. Va bene, grazie, andiamo in pubblicità, tra poco poi la parola a Bisato.